16 Jorge Santos, 17 Giannattasio, 19 Ugas, 22 Mazzoni, 76 Kaique Lemes e 89 Portuga. Dall'altra parte il Pirossigeno Cosenza di mister Leo Tuoto con il numero 1 Marano Cantisani, Giovanni Pio Marano Cantisani, con il 3 Adornato, 4 Potti, 6 Marchio, 9 Chilelli, 10 Vavaresco, 11 Pagliuso, 17 Carlitos, 18 Pelesigno, 22 Felippigno, 24 Del Ferraro, 91 Titon, l'ex di turno della gara, protagonista, grande protagonista lo scorso anno della promozione della Serie A2 dell'Olimpia Verona. La terna arbitrale quest'oggi al Pala Le Grazie, il primo arbitro è Alex Iannuzzi della sezione di Roma 1, il secondo Stefania Candria di Teramo, il cronometrista è Andrea Saggese di Rovereto. È tutto pronto dunque per cominciare il match del Pala Le Grazie. Prima ci sarà però un minuto di raccoglimento. Il minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del tragico incidente di ieri a Firenze, del crollo del cantiere di Via Mariti, e dunque i 3 morti, 3 operai morti nel tragico incidente dunque a Firenze. Un minuto di raccoglimento dovuto che si osserverà su tutti i campi nel weekend. Ora è tutto pronto, l'Olimpia Verona darà il primo giro al pallone, sul pallone proprio il numero 89 Fabiano D'Oliveira Barreto, Portuga, attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi con la classica casacca di casa, quella blu, pantaloncini gialli, l'Olimpia Verona dall'altra parte in rosso-blu, da destra a sinistra nel corso del primo tempo. La Pirossigeno Cosenza, due squadre che vengono da 2 nette sconfitte. L'Olimpia Verona ha perso 6-1 sul campo dell'L84, 7-1 casalingo contro la capolista Olympus Roma invece per la squadra di Tuoto. Il primo pallone dunque giocato dall'Olimpia Verona con Jorge Santos che supera di qualche metro la linea mediana del campo e si porta in zona offensiva, nella metà campo offensiva per la squadra di casa, con Portuga che ha il primo tentativo del match con un tiro di destro addirittura praticamente dal cerchio di centrocampo, dentro il cerchio di centrocampo, la deviazione di Felippigno e dunque si procederà già, non è corner, è la rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona, lato destro del fronte offensivo della squadra di Luca Castagna. La conclusione poi provata da Jorge Santos, c'è Portuga che si impossessa del pallone, cerca di andare in mezzo nel cuore dell'area di rigore dove era ben appostato Juani Claro. Sarà dunque calcio d'angolo, questo sì è il primo calcio d'angolo della gara. È partita bene l'Olimpia Verona in questi primi 40 secondi, ancora Jorge Santos che però svirgola, la conclusione volante dopo aver ricevuto direttamente dal corner da Portuga e dunque potrà andare a controllare per la prima volta il pallone per impostare la prima azione offensiva, il primo possesso palla. La Pirossigeno Cosenza con Titon, l'ex di turno appunto, che ha giocato verso Bavaresco. Felippigno cerca subito il lungolinea in banda verso Titon, palla troppo lunga, la raccoglie Alessandro Mazzoni, assente anche oggi Alessandro Fior, l'ex Savia Testamantova, arrivato nel mercato di dicembre in uno scambio di portieri con Enrico Ricordi e dunque oggi assente Alessandro Fior, gioca ancora Alessandro Mazzoni che abbiamo già visto disimpegnarsi molto bene qualche settimana fa contro lo Sporting Sala Consilina nella sconfitta poi per 1-0 della squadra di Luca Castagna contro la formazione campana con la rete decisiva di Stigliano. Cerca l'imbucata nuovamente verso Bavaresco, Felippigno, palla facilmente intercettata da Portuga che ha dunque fatto ripartire nuovamente l'Olimpia Verona. È proprio il mago nativo di San Paolo che gioca verso il nativo di Belo Horizonte invece Willy Roccia. Juani Claro, l'ultimo arrivato insieme a Emanuele Fiore per l'Olimpia Verona che prova dunque a costruire qualcosa in questa seconda metà di campionato. Attenzione subito al tentativo
Dall'altra parte la veloce ripartenza della Piero Sigeno Cosenza con Marchio, Capitan Marchio, che ci ha provato la posizione leggermente defilata. È stato bravo Alessandro Mazzoni a coprirgli lo specchio della porta, sbarrargli la strada, mettere il pallone in fallo laterale. 18 minuti 6 secondi al termine del primo tempo, tutto ancora da vivere, nemmeno 2 minuti trascorsi. Ancora ovviamente il punteggio di 0-0, non ci sono state grandi occasioni da segnalare, da riportare, eccezione fatta appunto per questo tentativo di pari De Marchio, disinnescato da Alessandro Mazzoni. Cerca poi sulla banda di destra di andarsene Filippigno, che aveva inizialmente saltato Jorge Santos Rodriguez, poi però si è allungato il pallone, che è uscito, ha superato la linea laterale del campo, è uscito proprio di fronte alla panchina giallo-blu, la panchina presieduta da Luca Castagna. La palla verso Juani Claro da parte di Jorge Santos, controlla l'argentino, smista poi verso Willy Rocha, che a sua volta cede sulla sinistra. Jorge Santos cerca la sua fuga, una delle sue tante fughe che abbiamo saputo apprezzare in questa prima metà abbondante di stagione. Oggi si tratta della 20ª giornata, con oggi arriviamo a 2/3 di campionato, ne rimarranno poi solo 10. Per l'Olimpia Verona ormai tutte sfide senza appello, un solo punto fin qui rimediato. La salvezza dista 12 punti. Attenzione, almeno la zona play-out, cerca subito la giocata Jorge Santos, c'è su di lui forse un fallo, c'è un tocco da parte di Bavaresco, che ha toccato forse duro il 16 giallo-blu, che resta a terra. Non c'è stato fallo, non sono ancora stati segnalati e fischiati falli in questo primo scorcio di gara, in questi primi 2 minuti e 42 secondi. Resta a terra però Jorge Santos Rodriguez, lo spagnolo ex Fortitudo Pomezia. Tra le altre, appunto, lo scorso anno per lui la prima esperienza nel nostro paese, in Italia, con 8 reti realizzate con la formazione laziale. Precedentemente aveva vestito diverse maglie nel proprio campionato, nel campionato di casa della propria patria in Spagna, tra le altre appunto Jaén, Levante, Saragossa e El Pozo Murcia. Si è rialzato il numero 16, che ha lasciato il campo, però ha guadagnato la panchina, ha lasciato campo a Jacopo Ugas. Primi minuti quindi per lui sul parquet, prova la giocata a Portuga, che cerca di andarsene, ha capito tutto Marchio, che ha anticipato, ha ceduto poi all'indietro, ancora Portuga che ha spazio col mancino centrale, ha capito tutto, ha disinnescato la conclusione del Ferraro, che quindi va a compiere Leonardo Del Ferraro la prima parata della propria partita. Una parata a testa dunque per i due estremi difensori, prima Mazzoni su Marchio e ora su Portuga, invece si è dovuto destreggiare e impegnare Leonardo Del Ferraro. Possesso palla con Filippigno, Marchio cerca e trova Bavaresco, spalla alla porta, ha capito tutto, molto bravo Ugas ad anticiparlo inizialmente, poi a guadagnare anche la rimessa laterale, perché l'ultimo tocco è di Bavaresco e del 10 rossoblù. L'ex Bisceglie Sporting Sala Consilina Ascoli a Cosenza dal 2022, per lui lo scorso anno 11 reti. Ci prova poi Juan Ignacio Claro con un tentativo nuovamente parato e in due tempi disinnescato da Leonardo Del Ferraro, che poi velocemente ha fatto ripartire i propri compagni, ha lanciato lungo per la fuga alle spalle della difesa giallo-blu di Titon, e lo stesso Claro poi a capire tutto, a mettere in calcio d'angolo, e dunque si tratta di corner, il primo della gara in favore del Piero Sigeno Cosenza, squadra al 13° posto in classifica, quartultimo con 18 punti. L'Olimpia Verona invece è ultima con un solo punto guadagnato. Bavaresco è stato anticipato da Portuga sugli sviluppi del corner messo dentro da Alejandro Acedo Rodriguez, per tutti Poti, appena entrato sul parquet. Il tentativo di Titon fermato da un difensore giallo-blu, e poi lo stesso numero 91 Jefferson Fernando Titon a riguadagnare il pallone, a guadagnare la rimessa laterale in zona offensiva sul lato destro del fronte d'attacco rossoblù. Ancora la formazione calabrese che manovra con Marchio, che ha ceduto a Potti, che è costretto però a tornare all'indietro dal proprio portiere, da Del Ferraro, che lancia lungo verso Titon, ha capito tutto, anticipato di testa William Rocha, che poi guadagna il pallone vagante, allarga sulla sinistra Ugas, che cerca di puntare, viene dentro il campo Ugas con il destro, uno dei migliori, forse il migliore in questo ultimo scorcio di stagione, Jacopo Ugas, che tra l'altro ha segnato l'unica rete giallo-blu nel match perso 6-1 contro l'L84 alla pala maggiore di linea. Ancora Ugas, ancora Del Ferraro, Ugas
che non trova la porta da posizione defilata, centra all'esterno della rete. Triplo tentativo nel giro di pochissimi secondi per Jacopo Ugas, l'ex Nuova Comauto Pistoia, che ci ha provato prima con una bella fuga partendo dal lato sinistro del fronte offensivo giallo-blu, accentrandosi, andando a calciare un tentativo deviato in corner da Del Ferraro, che poi ha parato anche il tentativo ora anche di Portuga, e appunto prima di Jacopo Ugas, che poi sul rimbalzo è andato a colpire, cercare la porta da posizione defilata, trovando però solo l'esterno della rete. È entrato sul parquet anche Pelesigno, Paolo Guilherme dos Santos Mazzoleni Pelesigno, laterale classe 96, nel primo scorcio di stagione alla Fortitudo Pomezia, in cui ha segnato 2 reti, ne ha aggiunta una poi in rosso-blu con la maglia del Pirossigeno Cosenza per toccare quota 3, quindi primo scorcio di partita anche per lui. Portuga direttamente all'indietro da Mazzoni, che gioca verso Jacopo Ugas. È entrato sul parquet anche Kaique Lemes Florentino, una sostituzione tra giocatori brasiliani. E poi William Rocha, che non trova compagni liberi, è costretto, per evitare guai peggiori, a mettere in fallo laterale, concedendo dunque una rimessa al Pirossigeno Cosenza, rimessa che battere proprio Titon, che gioca verso Poti, un tiro strozzato, e poi ancora Ugas che cerca la fuga. Si poteva creare un 2 contro 2, si era creato un 2 contro 2, ma è andato per la iniziativa personale Ugas, ha capito tutto, ha messo in fallo laterale proprio all'altezza più o meno della linea mediana del campo, leggermente spostati verso la metà campo offensiva giallo-blu per l'Olimpia Verona, con appunto Poti che ha messo il pallone in fallo laterale in scivolata, fermando l'azione di Ugas. Attenzione, il vantaggio del Pirossigeno Cosenza, ha segnato Pelesigno Mazzoleni al minuto numero 6, ha recuperato palla sul tentativo di disimpegno da parte di Dario Raffaele Giannattasio e ha messo dentro il gol del vantaggio della Pirossigeno Cosenza. Errore fatale in disimpegno da parte di Dario Raffaele Giannattasio, che era appena entrato sul parquet, non ha approcciato nel migliore dei modi la sua gara a livello personale, ha perso palla sulla pressione del numero 18 del Active Network Lazio, Cioli Ariccia 360 GG, e appunto in questa prima parte di stagione, nella prima parte di stagione, Fortitudo Pomezia, che ha segnato dunque il gol numero 4 della propria stagione, dopo averne realizzati 2 con la Fortitudo Pomezia fino a dicembre. Ne ha segnati altri 2 appunto in rossoblu. Aveva segnato nel match vinto in casa sul parquet del Pala del Ferraro, scusate, del Pala Ferraro. Del Ferraro è il portiere del Pirossigeno Cosenza, aveva segnato nel match del Pala Ferraro Pala Cosenzia, vinto 4-3 sul Ciampino Futsal, uno dei 4 gol della squadra di Tuoto. Ne ha aggiunto uno oggi, arrivando dunque a quota 4 in stagione, 2 con la Fortitudo Pomezia, 2 con la Pirossigeno Cosenza. Altro errore fatale in disimpegno per un Olimpia Verona che ne commette troppi nelle proprie partite in questo campionato, subendo la maggiore esperienza degli avversari. Attenzione alla fuga cercata da Jorge Santos, lo insegue Carlitos, Jorge Santos che poi da posizione defilata salta, evita l'uscita di Del Ferraro, ma mette sull'esterno della rete da posizione appunto praticamente impossibile, all'altezza della linea di fondo. Bella la fuga però di Jorge Santos Rodriguez, che va lasciato sul posto Carlitos. Attenzione al tentativo poi dall'altra parte, da parte del nuovo entrato e neo arrivato anche per la Pirossigeno, Chilelli, e poi Kaique Lemes Florentino, che prova addirittura dalla propria metà campo. C'è stato poi un contatto e il fallo fischiato a Kaique Lemes Florentino ai danni di Tiziano Chilelli, che è uno dei 3 nuovi arrivati in Calabria nelle fila del Pirossigeno Cosenza, anzi dei 4 ne arrivati nella sessione di mercato tra dicembre e gennaio. Insieme a lui appunto Scalambretti, sempre dalla Lazio, appunto Pelesigno della Fortitudo Pomezia, e Titon, che ha vissuto con la maglia del Sporting Paris in Francia la prima parte di stagione, dopo che lo scorso anno aveva vissuto un'altra stagione a metà con 2 squadre diverse, con Savia Testa Mantova e Olimpia Verona nel girone A di Serie A2, vinto appunto poi dall'Olimpia Verona, e Titon fu protagonista con 45 reti totali con le 2 maglie, soprattutto appunto con
la seconda metà di stagione con l'Olimpia Verona, decisivo per la promozione della squadra di Castagna. Portuga ha ricevuto palla, spalla alla porta, ha capito tutto poi Pelesigno, che ha protetto in modo energico la rimessa dal fondo già battuta da Del Ferraro, che ha appoggiato a Potti, che poi ha cercato assieme a Carlitos e Pelesigno di far ripartire l'azione della Pirossigeno Cosenza, palla che si è persa però in fallo laterale dalla parte opposta della metacampo difensiva giallo-blu, con Olimpia Verona che ha potuto dunque procedere a una rimessa laterale. Jorge Santos però ha sprecato tutto, ha cercato il lancio lungo verso Portuga, perdendo palla. Dunque siamo nel corso dell'8° minuto di questo primo tempo al Pala Le Grazie, 20ª giornata, quinta di ritorno della Serie A New Energy. Olimpia Verona 0, Pirossigeno Cosenza 1, la rete al 6° minuto, fin qui a decidere il match da parte di Pelesigno. Ci ha provato poi Tiziano Chilelli con un mancino, posizione centrale, leggermente spostato verso sinistra del fronte d'attacco rossoblu. Un mancino terminato fuori, terminato sul fondo in diagonale, controllato senza patemi da Mazzoni, che ha lasciato sfilare il pallone sul fondo. Totti cerca di accentrarsi, cerca il movimento dei compagni, pallone leggermente a metà strada tra Pelesigno e Carlitos, recupera lo spagnolo, classe 87, gioca verso Pelesigno, poi Chilelli che lavora bene, spalla alla porta in posizione di pivot, attenzione a Potti che guadagna il centro del campo, torna indietro con l'esterno verso Carlitos, ancora Chilelli, gioca bene ora la Pirossigeno Cosenza con Potti ancora verso destra da Pelesigno, il match winner fin qui, sempre 1-0, sempre la rete di Pelesigno Mazzoleni a decidere il match, che è ora giunto al 9° minuto, che si sta per esaurire, stiamo per entrare nel 10°. Potti cerca la fuga di Pelesigno che arriva in anticipo dopo aver sfilato alle spalle di Jorge Santos, anticipato Mazzoni, ha colpito con l'esterno, non riuscendo però a superare l'attenta guardia dell'estremo difensore giallo-blu. Consegna comunque il corner, Potti ci prova Carlitos, attenzione a Chilelli che cerca col tacco nel traffico in spazi stretti di servire Titon, appena rientrato sul parquet, anzi è Bavaresco, scusate. Titon è ancora in panchina a fianco a Tuoto. La giocata di Potti verso Carlitos che controlla, salta bene Caiche che lo atterra, va a rischiare il cartellino giallo, è il secondo fallo dell'Olimpia Verona, entrambi commessi proprio dal numero 76, dal brasiliano nativo di San Paolo, il secondo paulista della squadra di Luca Castagna, oltre a Portuga, Caique Florentino, l'ex Al Qadisiyah in Arabia Saudita e San Caetano nella Liga brasiliana. Calcio di punizione dunque, la posizione interessante per la Pirossigeno Cosenza, leggermente, anzi decisamente spostati sulla sinistra, a calciare Titon, più sul punto di battuta allarga verso Carlitos che cerca di destreggiarsi, di superare Jorge Santos che ha capito tutto, guadagna comunque il corner la Pirossigeno con lo spagnolo. Ancora Carlitos che batte velocemente il corner, favorendo però l'anticipo di Caique Lemes, che ha già perso nuovamente palla, servendo fuori misura Portuga. Ha anticipato tutti Potti, che ha dunque riciclato il possesso, ora nuovamente per la squadra di Tuoto. Potti allarga sulla sinistra proprio con un pallone che va parallelo alla linea mediana del campo da Carlitos, ancora Potti, ancora Carlitos, giocano velocemente i due, la palla verso Felippigno, ancora ora Titon dalla parte sinistra del campo, bello lo scambio con Carlitos, Titon ha capito tutto e ha allontanato Mazzone, attenzione all'1 contro 1, Jorge Santos ha parato Del Ferraro, grande occasione per l'Olimpia Verona con la fuga solitaria in ripartenza, in contropiede da parte di Jorge Santos Rodriguez, che ha saltato Felippigno, ha calciato con il mancino in diagonale, ha capito tutto e ha parato in due tempi Del Ferraro, ancora decisivo, ottimo intervento da parte dell'estremo difensore rossoblu.
Bavarisco allarga verso Carlitos, che centralmente va da Filippigno, che gli ritorna il pallone, spalla alla porta Chilelli, allarga nuovamente, attenzione a Bavarisco, Filippigno viene centralmente verso Carlitos, ancora Chilelli, spalla alla porta, controlla il movimento dei compagni, va con la pisata verso Bavarisco che anticipa Willy Roccia, va poi da posizione defilata verso il corner a perdere palla. C'è poi un fallo che sembrava esserci tutto da parte di Portuga su Chilelli, un fallo commesso poco lontano, poco distante dal primo arbitro Alex Iannuzzi, il primo arbitro di oggi della sezione di Roma 1, che però non ha ravvisato alcune irregolarità e dunque si resta sul 2-0 per quanto riguarda il conto dei falli. 2-0 per l'Olimpia Verona, il punteggio che conta, quello dei gol, dice invece Olimpia Verona 0, Piro Ossigeno Cosenza 1. Rimane decisivo al momento la rete al 6° minuto di Pelesigno. Cerca la palla filtrante Bavarisco a premiare lo scatto in profondità da parte del neoentrato Mario Fabiano Pagliuso, che non può raggiungere quel pallone, quindi quando sono passati esattamente 11 minuti di gioco allo scoccare proprio del 11° minuto, siamo a 9 esatti dall'intervallo, con la Piro Ossigeno Cosenza avanti 1-0 sull'Olimpia Verona. Si va al primo time out tecnico di questo primo tempo appunto si sta giocando al Palazzetto Le Grazie di Verona, dove ha traslocato oggi per la 4ª volta in stagione l'Olimpia Verona, che solitamente gioca al Pala GSM Heim, comunque la 9ª stagionale casalinga per la squadra di Luca Castagna, 5 giocata al Pala GSM Heim e questa appunto è la 4ª al Palazzetto Le Grazie. Andiamo a vedere con la regia curata da Filippo Piovesan le indicazioni di Luca Castagna ai propri giocatori per sfruttare al meglio questo primo time out della gara. Stessa cosa sta facendo anche Leo Tuotto, allenatore della Piro Ossigeno Cosenza dalla stagione 2020-2021. All'epoca era reduce dalla vittoria del campionato di A2 con il Real Rogit, che poi però non si iscrisse alla Serie A, e Leo Tuotto emigrò, si trasferì appunto al Piro Ossigeno Cosenza, quindi per lui è la 4ª stagione in rossoblù. Le squadre hanno riguadagnato il parquet, sono rientrate in campo Olimpia Verona e Piro Ossigeno Cosenza con Alessandro Mazzoni in possesso di palla, quando dunque mancano esattamente 9 minuti all'intervallo, con il Piro Ossigeno Cosenza in vantaggio grazie a Pelesigno e la sua rete al 6° minuto. Olimpia Verona in possesso palla per cercare dunque di tornare in parità. Il tocco di Ugas che però non viene controllato da Mazzoni, che pensava di non poter toccare il retropassaggio del compagno. C'era stato però un tocco di un giocatore rossoblù, quindi avrebbe potuto toccare Mazzoni. Ci prova poi Filippigno, un tiro respinto proprio da Jacopo Ugas, la palla che si impenna e viene poi controllata, protetta la sua uscita dal campo da Pagliuso, che si accontenta giustamente del calcio d'angolo che va a battere proprio Filippigno che mette dentro, ha capito tutto e ha anticipato di testa Ugas. Poi un tentativo velleitario quasi per alleggerire la pressione da parte di Pari De Marchio, da parte del capitano rossoblù. Scorso anno 13 reti nella stagione della promozione che la Piro Ossigeno Cosenza ottenne al termine dei playoff, dei lunghi playoff della Serie A2, con la vittoria conclusiva nel finals del 2 giugno a Salso Maggiore Terme, nella finale appunto in gara secca contro l'Active Network, 6-5 ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e dei tempi supplementari. Poi Active Network comunque ha ottenuto lo stesso la promozione grazie al ripescaggio. Active Network e Savia Testa Mantova sono state ripescate nella massima serie, sostituendo Real San Giuseppe e Pescara, che non hanno effettuato l'iscrizione appunto al massimo campionato. Juani Claro è rientrato sul parquet, l'argentino, arrivato qualche settimana fa dai lussemburghesi del Differdange. Per lui anche esperienze in Italia con Arzignano, Civitella, Active Network e Bernalda. Commesso fallo un giocatore dell'Olimpia Verona ed è il terzo fallo della formazione di casa in questo primo tempo.
non è ancora commessi la squadra di Leo Tuoto, quindi 3-0 il conto dei falli in questi primi 12 minuti e 12 secondi di gioco, ne mancano 7:48, con un calcio di punizione dunque dalla 3/4 di campo, zona offensiva per la Pirossigeno Cosenza. Sul punto di battuta ci sono Filippigno, Carlitos e ora anche il numero 4 Poti. Prende una lunga rincorsa proprio Carlitos, il pivot 87 spagnolo. Va lui a calciare, allarga sulla destra però per Poti, che si aggiusta il pallone sul mancino, cerca una conclusione che viene deviata da Jacopo Ugas, poi con la testa Juani Claro a mettere il pallone in fallo laterale che ha già battuto Filippigno all'indietro da Marchio, che ha già gestito il possesso con Bavarisco direttamente all'indietro da Leonardo Del Ferraro, che guadagna qualche metro, lancia lungo proprio verso Marchio, che poi con la testa cerca di far correre verso Pagliuso, che non può controllare. In anticipo tra l'altro c'è anche Mazzoni che va a proteggere il rinvio dal fondo. Kaikelemes, la sterzata, il dribbling su Filippigno, ha capito tutto poi Pagliuso che ha messo il pallone in fallo laterale davanti alla panchina giallo-blu, quindi zona leggermente difensiva, leggermente spostati nella metacampo difensiva dell'Olimpia Verona. Attenzione a Juani Claro che litiga un po' col pallone, perde ancora palla in zona sanguinosa. L'Olimpia Verona ne può approfittare Pagliuso, che perde però l'attimo propizio per andare verso i pali della porta di Mazzoni. Recupera comunque il pallone Bavarisco, poi in diagonale col mancino centrale per Mazzoni, che comunque va a respingere, non a bloccare il pallone, perché era davvero insidioso il tentativo del 10 rossoblù Gustavo Bavarisco, lui stesso a guardare la rimessa laterale. Filippigno in buca proprio per Bavarisco, all'indietro da Filippigno, il tocco in ritardo sul numero 10 rossoblù, che aveva già scaricato il pallone da parte di Jacopo Ugas. Quarto fallo dell'Olimpia Verona, sempre a 0 invece la Pirossigeno Cosenza, e ora Leo Tuoto chiede il primo time out anche per la Pirossigeno Cosenza. Il precedente l'aveva chiamato Luca Castagna, dunque seconda ed ultima sospensione tecnica della prima frazione di gioco, con la Pirossigeno Cosenza sempre avanti per 1-0, sempre dal sesto minuto con la rete di Pelesigno. La 20ª giornata della quinta di ritorno di questa Serie A New Energy 23-24 ha preso il via ieri con l'anticipo spettacolare, davvero con 1000 emozioni, 1000 gol da parte tra Italservice Pesaro e Meta Catania. Il match è conclusosi sul 5 pari. Oggi le altre partite alle 15 hanno aperto Active Network e Ciampino, alle 16 Savia Testa, Eco City, Genzano e Olympus Roma Sporting Sala Consilina, alle 17 appunto Olimpia Verona e Pirossigeno Cosenza andranno a chiudere il quadro, poi alle 18:30 Cameo Treviso L84 e alle 20:30 in serata Feldi Eboli, Fortitudo Pomezia e Napoli Futsal Sandro Abate Avellino, quindi a chiudere il derby campano. Tutto da vivere, tutto da gustarsi, sempre ovviamente sulle frequenze di Futsal TV. Rientrate sul parquet per questi ultimi 6 minuti e 55 secondi del primo tempo. Olimpia Verona e Pirossigeno Cosenza, calcio di punizione in favore della squadra di Tuoto, della formazione ospite. Se ne incaricherà Pari De Marchio, andrà a calciare, lascia invece spazio a Gustavo Bavaresco, che va ad allargare verso Chilelli. Ci ha provato, ha respinto Mazzoni, è lo stesso Chilelli, l'ex Lazio, che va a riconquistare il pallone, cede direttamente a Del Ferraro, che guadagna la metacampo offensiva, cede a Chilelli che controlla bene col petto, cede all'indietro poi verso Bavaresco, ancora Chilelli, quando però il pallone aveva già superato la linea laterale del campo, dunque rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona con Dario Raffaele Giannattasio, che gioca verso Jacopo Ugas, che prova una fuga solitaria un po' velleitaria, senza speranze. Ha capito tutto, attenzione ora a Giannattasio, il break dell'Olimpia Verona, allarga con l'esterno verso Willy Roccia, nuovamente da Kaikelemes, che attende il movimento dei compagni, prova ad andare dentro il campo, viene fermato in modo falloso, questa volta da Jefferson Titon. E dunque calcio di punizione, il primo della gara per l'Olimpia Verona, perché il primo fallo commesso dalla Pirossigeno Cosenza, appunto da Titon, che ha sgambettato involontariamente ma in modo comunque irregolare
Kai Kelemesh, che ha dunque conquistato la prima punizione in questo match in favore dell'Olimpia Verona. Su posizione interessante calcerà Jorge Santos Rodriguez, che nell'altra porta in questo stesso parquet aveva realizzato da ex contro la Fortitudo Pomezia, poi match perso comunque 2-1 per effetto della doppietta di Mika Raubo dalla squadra di Luca Castagna. Andrà a calciare proprio l'ex Pomezia, il numero 16 giallo-blu, lunga rincorsa per lui, dispone Chilelli in barriera del Ferraro, parte Jorge Santos, l'imbucata verso Portuga, che cerca lo schema, poi cedendo a Ugas ha deviato e ha messo in fallo laterale Chilelli. Dunque sventa per un attimo il pericolo, la minaccia della squadra di Tuoto. Vista laterale in zona d'attacco per l'Olimpia Verona, Jorge Santos direttamente all'indietro da Mazzoni con i piedi lungo verso Jacopo Ugas, un pallone fuori misura, difficile da controllare per l'ex Pistoia, che va ad allungarsi in scivolata senza riuscire a controllare il pallone recuperato e battuto, rimesso in gioco da Leonardo Del Ferraro, il portiere classe 94. Ora Titon, il classe 91, che cerca di disorientare con una serie di finte proprio Dario Raffaele Giannattasio, torna in possesso di palla, trova in qualche modo anche un po' difficoltoso Chilelli, poteva approfittarne di questo retropassaggio troppo corto da parte del 9 rossoblu Jorge Santos, che però controlla male e favorisce il disimpegno poi della Piero Sigeno Cosenza, che poi muove bene il pallone in una manovra ariosa, ci prova Gustavo Bavaresco e poi con la testa in un modo intelligente Kai Kelemesh Florentino direttamente tra le braccia di Mazzoni, che cerca il lancio lungo verso Giannattasio, che controlla in qualche modo un pallone molto complicato. Da apprezzare comunque il tentativo da parte del 17 giallo-blu. Ci stiamo per avvicinare al 15° minuto di gioco, anzi al 16°, siamo già nel corso del 15°, 5 minuti e 10, ultimo quarto del primo tempo, sempre in vantaggio la Piero Sigeno Cosenza dal 6° minuto con la rete di Pelesigno, quindi Olimpia Verona 0, Piero Sigeno Cosenza 1. Jorge Santos centralmente per Giannattasio con un tentativo un po' indeciso di andare da Jacopo Ugas, si destreggia poi bene in mezzo a due Bavaresco, ancora il match winner Pelesigno appena rientrato sul parquet, su di lui la pressione di Jorge Santos, che poi recupera palla, lo ferma irregolarmente poi Pelesigno, che verrà molto probabilmente ammonito, e così il giallo lo estrae il secondo arbitro della gara odierna, Stefania Candria di Teramo. Pelesigno aveva provato il controllo, aveva cercato di guadagnare lo spazio utile per andare a calciare, era stato però anticipato, shippato del pallone da Jorge Santos Rodriguez, che aveva poi cercato di girare l'azione, di mutare l'azione da difensiva a offensiva per l'Olimpia Verona. L'ha fermato, l'ha trattenuto irregolarmente Pelesigno per evitare che l'Olimpia potesse ripartire e effettuare un pericoloso break offensivo, e dunque secondo fallo della gara per la Piero Sigeno Cosenza e primo giallo della gara. Grande giocata di Portuga, attenzione a Portuga che se ne va, mette dentro, non trova Roccia, c'è stato l'intervento decisivo di Felipigno per aver potuto colpire a porta sguarnita proprio Willy Roccia. Attenzione alla nuova palla persa dalla Piero Sigeno Cosenza, ancora Portuga, gioco di gambe, suolata per portarsi il pallone sul mancino, lotta poi Juan Ignacio Claro, esce vincente dal duello Felipigno, che poi allarga molto bene a Pelesigno un po' di spazio, prova con il destro ancora Pelesigno, Mazzoleni 2-0. Bella ripartenza della Piero Sigeno Cosenza con Felipigno, che ha prima evitato la conclusione a porta sguarnita da parte di William Roccia sul servizio di Portuga, che si era liberato del diretto avversario con un gran numero. Grande break offensivo poi appunto di Felipigno, che ha smistato, allargato molto bene sulla destra verso Pelesigno, che ha controllato, ha fintato di andare sulla destra verso Titon, ha preferito poi andare direttamente personalmente
per i pali della porta difesa da Mazzoni, che non ha potuto nulla sul destro dell'ex Fortitudo Pomezia, che ha realizzato dunque il secondo gol del proprio pomeriggio, doppietta personale per il 18 rossoblù, e al 17esimo ora 2-0 per la squadra di Leo Tuoto, chiamata dunque a rispondere ora, a reagire al doppio svantaggio l'Olimpia Verona, anche con il neoentrato Pietro Portinari. Primi minuti sul parquet per lui. William Roccia cerca di andare con l'esterno proprio da Pietro Portinari. È una deviazione di un giocatore ospite in fallo laterale. 3 minuti e mezzo. Attenzione a Portinari che lascia sul posto il diretto avversario. William Roccia che ci prova. Roccia prova ad andare verso i pali della porta rimasta sguarnita dopo l'uscita di Del Ferraro. Si è sostituito al proprio portiere Pari De Marchio, che ha respinto dunque con la testa in modo provvidenziale decisivo il tiro di William Roccia direttamente dalla propria metà campo. Aveva cercato direttamente la porta, è rimasta sguarnita appunto. Portinari, Juan Ignacio Claro che cerca il movimento dei compagni, allarga poi nuovamente sulla sinistra verso Pietro Portinari senza trovarlo, un pallone fuori misure, dunque rimessa laterale ora in favore della Pirosiseno Cosenza. Titon all'indietro direttamente da Del Ferraro, che prima era uscito bene in modo tempestivo, però aveva lasciato il pallone sui piedi di Willy Roccia, che aveva provato dunque la conclusione direttamente verso la porta sguarnita, e ora deve nuovamente l'estremo difensore calabrese metterci una pezza sul tentativo rasoterra in diagonale con il mancino da parte di Portuga. Tentativo insidioso ma ben disinnescato dall'estremo difensore della formazione ospite, della formazione rossoblù di Leo Tuoto, che ha in due tempi prima respinto e poi bloccato la conclusione dell'89 giallo-blu. Pelesigno, attenzione a Portuga che recupera palla, viene nuovamente murato da Del Ferraro. Dall'altra parte Titon che cerca il gol dell'ex, viene però negato il gol al numero 91 rossoblù da parte di Mazzoni, e dunque occasione importante sprecata per l'Olimpia Verona da parte di Portuga, che a tu per tu con Del Ferraro si è fatto ipnotizzare dall'estremo difensore calabrese. Dall'altra parte invece Titon con un destro rasoterra, su cui invece questa volta Mazzoni non si è fatto sorprendere. Attenzione, la palla persa ancora da Titon, ha recuperata Claro. William Roccia ancora verso Juan Ignacio Claro con l'esterno all'indietro verso Portinari, cerchio di centrocampo per il numero 6 della squadra di Luca Castagna. Poi torna indietro proprio dall'ex di Ferdange, ancora Jorge Santos, atterrato nuovamente da Pelesigno, che rischia un po', è già ammonito, anche se in questo caso non ci sono assolutamente gli estremi per il secondo giallo. Per il numero 18, autentico mattatore finora, il match winner assoluto del match, della gara, con entrambe le reti realizzate di questo incontro. Attenzione a Mazzoni che prova direttamente dalla propria porta, ma non era regolare la battuta del calcio di punizione, anzi è stata un'inversione, un cambio della battuta. Sono passati i 4 secondi mentre Jorge Santos e Pelesigno erano impegnati a litigare a distanza, con Pelesigno che aveva avuto qualcosa da ridire verso l'avversario su cui aveva commesso il fallo. Sono trascorsi 4 secondi a disposizione dell'Olimpia Verona per battere il calcio di punizione, dunque inversione della battuta. Calcio di punizione ora in favore della Pirosiseno Cosenza, con Titon che va da Pari De Marchio, scambio tra i due, capito tutto Ugas che se ne va. Suona lui la carica per l'Olimpia Verona, Jacopo Ugas. Per lui è il quinto gol stagionale, diventa ora al pari di Jorge Santos il miglior marcatore dell'Olimpia Verona in questo campionato, ma soprattutto è 1-2 per la squadra di Luca Castagna. Bella giocata da parte dell'ex Novacom Auto Pistoia, che ha recuperato palla sul tentativo di scambio tra Pari De Marchio e Jefferson Titon. Ha capito tutto, ha intercettato il pallone, è ripartito a testa bassa con una delle sue ormai proverbiali accelerazioni, le sue iniziative personali sempre difficili, sempre complicate da contrastare, da fermare per le difese avversarie.
stavolta non ha fallito a tu per tu con Del Ferraro e con un mancino rasoterra in diagonale ha battuto Del Ferraro per la prima volta in questa gara. Non ha potuto nulla questa volta l'estremo difensore, classe 94. Portinari cerca di destreggiarsi, cerca di ricavarsi lo spazio per la battuta verso la porta. Attenzione a Ugas, doppio passo, gioco di gambe, ha capito tutto Potti, ancora Ugas in modo davvero coriaceo, con grande carattere, per quello che è a mio avviso, a mio modestissimo avviso, il miglior giocatore dell'Olimpia Verona. Attenzione a Jorge Santos che controlla male, c'è da dire che ogni errore dell'Olimpia Verona. Attenzione ancora Juani Claro, ennesimo errore in disimpegno della Pirossigeno Cosenza, ennesimo errore a tu per tu con Del Ferraro da parte degli attaccanti giallo-blu. Non ha sbagliato Ugas un minuto fa, ma stanno sbagliando tutti i suoi compagni, da Jorge Santos a Portuga per finire ora a Juan Ignacio Claro. Sempre bravissimo Leonardo Del Ferraro, ma sicuramente difettano di precisione, di sangue freddo, di cinismo gli attaccanti giallo-blu. C'è da dire appunto che oggi e per tutto il corso della stagione tutti gli errori in disimpegno, gli errori in zona pericolosa dell'Olimpia Verona vengono sempre puntualmente puniti dalle formazioni avversarie, così come appunto nel corso del sesto minuto l'errore di Giannattasio era stato punito da Pelesigno per quello che era stato il momentaneo 0-1, mentre gli errori avversari, gli errori delle squadre avversarie non vengono mai o quasi mai puniti e sfruttati e convertiti in gol dall'Olimpia Verona. Juan Ignacio Claro che cerca il movimento dei compagni, serve Ugas che gli ritorna il pallone, perde palla, attenzione 2 contro 2, Potti allarga verso Marchio con un pallone leggermente troppo lungo, poi un litigio, o meglio una piccola scaramuccia tra i due che si vanno subito a chiarire. Ugas molto sportivo ad abbracciarlo e poi a porgere il 5, accettato dal numero 4 rossoblu da Alejandro Acedo Rodriguez per tutti. Potti, laterale classe 96, lo scorso anno protagonista della stagione della promozione dopo i playoff per la Pirossigeno Cosenza con 23 reti complessive. Rimessa laterale comunque in favore della formazione appunto di Leo Tuoto, con Titon che gioca all'indietro direttamente da Leo Del Ferraro che allarga verso Potti che riesce a guadagnarsi lo spazio per calciare con il piede debole, con il destro, guadagnando comunque un calcio d'angolo per effetto della deviazione di un difensore giallo-blu. Mancano solamente 10 secondi all'intervallo, quel palla di grazie con l'Olimpia Verona che ha accorciato le distanze poco fa con la rete di Jacopo Ugas che ha dimezzato il passivo per la squadra di Luca Castagna dopo la doppietta di Pelesigno. Fa morire il pallone tra i propri piedi Potti e morire così la prima frazione di gioco. Olimpia Verona e Pirossigeno Cosenza vanno a riposo con il punteggio di 2-1 in favore della formazione ospite. Decisiva fin qui la doppietta di Pelesigno Mazzoleni, a cui ha parzialmente risposto al 19° minuto Jacopo Ugas con la quinta rete stagionale, così come sono 5 le reti di questa sua stagione tra Fortitudo Pomezia e Pirossigeno Cosenza per Pelesigno Mazzoleni. Vi do io appuntamento alla ripresa, per la ripresa qui dal Palla alle Grazie tra una decina di minuti. A risentirci, state con noi.
Bentornati dal Pala Le Grazie di Verona, dove Olimpia Verona e Pirossigeno Cosenza sono pronte a dare il via alla ripresa di questa gara valevole per la 20ª giornata, la quinta di ritorno della Serie A New Energy. Le due squadre hanno chiuso la prima frazione di gioco con il punteggio di 2-1 in favore della squadra ospite, la squadra di Leo Tuotto, grazie alla doppietta di Pelesigno Mazzoleni, che aveva portato momentaneamente sul doppio vantaggio, sul 2-0, la formazione calabrese. Ha dimezzato il passivo per la formazione di Luca Castagna, Jacopo Ugas, con una bella rete, con una bella iniziativa personale al minuto numero 19. Per entrambi i giocatori si tratta entrambi i giocatori hanno raggiunto quota 5 gol in stagione. Pelesigno Mazzoleni 2 le aveva realizzate la prima metà di stagione, nel primo scorcio di stagione giocato con la Fortitudo Pomezia, e poi ne ha aggiunte appunto 3 con la maglia rosso-blu invece della Pirossigeno Cosenza. Attenzione al tentativo di Titon, che coglie probabilmente, se non vado errato, la parte esterna, la faccia esterna del palo. 5 gol in stagione anche per Jacopo Ugas, che invece l'ha vissuta tutta con la maglia giallo-blu dell'Olimpia Verona. È proprio Jacopo Ugas a destreggiarsi molto bene, per quello che, come già detto nel primo tempo, è senza dubbio il miglior giocatore dell'Olimpia Verona in queste ultime settimane, il giocatore più in forma, ed è proprio lui a suonare nuovamente la carica per la squadra di Luca Castagna, provandoci con il destro in diagonale, nuovamente decisivo, nuovamente attento, pronto, presente Leonardo Del Ferraro, che in questa partita, nel primo tempo è stato davvero decisivo a più riprese, altre volte favorito dalla mancanza di cinismo e di sangue freddo davanti alla porta da parte degli avanti giallo-blu, che in diverse occasioni non hanno punito. Intorno ci prova ancora Ugas con un destro che questa volta va ben lontano dallo specchio della porta, e pali della porta difesa del Ferraro. Dicevamo appunto che l'Olimpia Verona in diverse occasioni non ha punito i disimpegni errati da parte della formazione di Tuotto. Potti gestisce il pallone centralmente, lo allarga sulla destra Bavarisco, che torna proprio dal 4 rosso-blu. Potti osserva il movimento dei compagni, ce n'è poco di movimento in questo frangente per la squadra di Tuotto. Filippigno ancora verso Bavarisco, cerchio di centrocampo, si muove bene, allarga proprio per Potti, che cerca di andare nuovamente centralmente. Ha capito tutto Ugas, che in scivolata ha respinto, ha favorito poi il recupero di Willy Roccia. Poi c'è un leggero malinteso tra i difensori della formazione calabrese, che regalano un calcio d'angolo all'Olimpia Verona, calcio d'angolo di cui va ad incaricarsi il capitano William Roccia. Ci prova poi Juani Claro con un destro in diagonale su cui va nuovamente ad opporsi Del Ferraro. Nuovo calcio d'angolo, questa volta lo scodella Jorge Santos, ha colpito benissimo al volo di sinistro il servizio che arrivava direttamente dal corner da parte di William Roccia. Si è opposto per l'ennesima volta Del Ferraro, poi ci ha provato in acrobazia, in una specie di rovesciata, Jacopo Ugas, senza riuscire però a coordinarsi nel migliore dei modi per indirizzare in porta, nello specchio della porta, la propria conclusione. Siamo entrati da un secondo nel terzo minuto di questa ripresa, 17:59 al termine della gara, sempre 1-2 al Pala Le Grazie. Jorge Santos in surplus, punta, occhi negli occhi Potti, prova poi nuovamente col mancino, nuovamente in diagonale, nuovamente Del Ferraro a mettere in corner, calcio d'angolo questa volta dall'altra parte, dalla parte di sinistra del fronte offensivo giallo-blu. Questa volta è Juani Claro ad incaricarsi della battuta. Ecco l'ex Differdange, l'ex militante nella formazione lussemburghese, a mettere dentro. Ha respinto momentaneamente in un primo frangente la Pirossigeno Cosenza, con la deviazione poi di Titon sul tentativo di servizio di Jorge Santos verso Juan Ignacio Claro, a concedere nuovamente la rimessa laterale all'Olimpia Verona. È proprio il 9 a battere verso il 16, che torna all'indietro da Jacopo Ugas. Ancora Ugas con l'esterno, con un tocco verso Jorge Santos, malinteso tra Jorge Santos e William Roccia, che cercava proprio di fuggire in banda, mentre invece andava sui piedi Jorge Santos, che dunque va a regalare una rimessa laterale alla Pirossigeno Cosenza. Potti verso Titon all'indietro da Bavaresco. Gioco di gambe da parte del numero 10 rossoblu,
Potti osserva il movimento dei compagni, va poi a servire sui piedi nuovamente Titon che cerca Filippigno, rischia di prenderlo in controtempo. Ora c'è un duello con Filippigno e William Roccia a contendersi un pallone in zona pericolosa, in zona interessante per l'attacco della formazione calabrese, va poi a mettere in fallo laterale, a concedere quantomeno la rimessa laterale ed evitare guai peggiori. Juan Ignacio Claro, rimessa in zona offensiva per la squadra di Tuotto della banda di sinistra del fronte offensivo. Attenzione a Titon che va alla conclusione volante dopo aver ricevuto direttamente dalla battuta della rimessa laterale da parte di Filippigno. È andato a scodellare appunto sul lato debole verso Titon che ha calciato al volo, non di collo, nemmeno di mezzo esterno, ma con il piattone, un destro terminato fuori in diagonale. Ora Potti ha recuperato velocemente palla alla Pirosigeno Cosenza, riguadagnando la metà campo offensiva, cerca la scodellata Titon, ha capito tutto Willy Roccia che non serve, Ugas va per l'iniziativa personale, ha preferito ingobbirsi, abbassare la testa e andare con la soluzione personale William Roccia, prendendo comunque la rimessa laterale, anzi no, il calcio d'angolo va ad indicargli il corretto punto di battuta, ovvero il corner. Alex Iannuzzi, il primo arbitro oggi. Attenzione al fallo di Jacopo Ugas, altri falli non fischiati da nessuno dei due arbitri. Recupera palla dunque Juan Ignacio Claro, questa volta viene invece sanzionato il fallo di Felipe Mateus da Silva Santos, chiamiamolo semplicemente Filippigno, che va a commettere il primo fallo di questa ripresa proprio nel momento in cui poi rientra sul parquet per i primi secondi in campo della ripresa. Caiche Lemes Florentino che sostituisce Juan Ignacio Claro, restano sul parquet per Luca Castagna, Ugas, William Roccia e Portuga che è appena subentrato a Jorge Santos, ovviamente il portiere Mazzoni. Ci sono Del Ferraro, Potti, Bavaresco, Titon e Carlitos invece per Leo Tuoto. Andrà a calciare Ugas, parte con la rincorsa alla conclusione che aveva superato Del Ferraro ma viene deviata fuori da Portuga. Non credo che abbia evitato il gol del compagno il numero 89 giallo-blu, la conclusione era in tutta probabilità diretta fuori all'esterno della porta rossoblu, ma sicuramente è un'altra buona occasione per l'Olimpia Verona che va a sfumare. Rimangono comunque tanti minuti a disposizione della squadra di Luca Castagna per provare a rimettere in piedi la gara. Squadra di Luca Castagna che si era trovato sul doppio svantaggio dopo le due reti di Pelesigno nel corso del primo tempo. Al 19esimo era arrivato il gol dell'1-2 di Ugas, il quinto stagionale per il nativo di Cagliari. E poi altre occasioni per l'Olimpia Verona, altre anche comunque per la Pirosigeno Cosenza. Una partita ancora apertissima e da giocare sul filo dell'equilibrio. Ugas che cerca di serve anzi Mazzoni con un pallone però complicato da gestire per l'estremo difensore giallo-blu che non può nemmeno ovviamente utilizzare le mani, quindi va praticamente con il ginocchio a mettere in calcio d'angolo. E sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva il nuovo +2 per la Pirosigeno Cosenza. Ha realizzato, se non vado errato, proprio Potti, Alejandro Acedo Rodriguez. Potti che porta nuovamente sul +2 la squadra di Leo Tuotto con un Mazzoni che questa volta non è assolutamente sembrato irreprensibile ed esente da colpe. 3-1 dunque nel corso del quinto minuto per la Pirosigeno Cosenza. È arrivato dunque il gol di Alejandro Acedo Rodriguez. Potti è per lui il secondo stagionale, aveva realizzato alla terza giornata sul parquet dell'L84 nel 3-3 appunto della terza giornata per la squadra di Paniccia, e poi non aveva più segnato il numero 4 rossoblu e quindi va a ritrovare la gioia personale che mancava appunto da ottobre. Alejandro Potti, non era sembrato irresistibile il suo mancino raso terra sugli sviluppi del corner, ma Mazzoni è andato a pasticciare e il pallone è entrato debolmente, lentamente, in modo anche molto beffardo
in porta per il 3-1. Attenzione poi il tentativo dall'altra parte in diagonale col mancino di Giannattasio, un tentativo che non crea grandi pericoli, che non è così graffiante da parte del numero 17. Attenzione alla grande giocata da parte di Titon che se ne va, viene fermato, era proprio Titon, scusate, e poi c'è un leggero contatto, del tutto però fortuito, tra Kaikelemes e lo stesso Titon, pallone che sfila in fallo di fondo con rinvio già battuto da Mazzoni. È già in possesso palla l'Olimpia Verona, controllo complicato, un po' difettoso da parte di Portinari. Portuga cerca il movimento dei compagni, va lungo in una zona dove di compagni non ce ne sono, ha controllato facilmente Poti che poi allarga sulla destra verso Marchio che prova a coordinarsi in pochissimi millesimi di secondo. Una soluzione alquanto complicata, perde nuovamente palla in zona sanguinosa l'Olimpia Verona con la conclusione in diagonale da parte di Marchio. Ci ha messo una pezza superandosi questa volta Mazzoni e poi Pelesigno che sul secondo palo non è riuscito a deviare nella porta ormai sguarnita. Si resta dunque sull'1-3, il 3-1 esterno per la squadra di Leo Tuoto per la Piero Sisino Cosenza. 14 minuti e 11 secondi al termine della gara. Ci sarà il primo time out tecnico di questo secondo tempo, l'ha chiamato Luca Castagna, dunque prima sospensione chiamata dal tecnico giallo-blu per cercare di scuotere i propri giocatori, di dar loro le direttive necessarie per questi ultimi 14 minuti, poco più di gara, per rientrare nella gara, entrare nel match dopo che l'Olimpia era riuscita a dimezzare il passivo, a dimezzare lo svantaggio con la rete di Ugas sul finire al 19esimo del primo tempo. Doppio vantaggio però riguadagnato dalla Piero Sisino Cosenza con la rete, la seconda stagionale di Poti, dunque 1-3 qui al Pala Le Grazie per questa 20ª giornata della Serie A New Energy. Settimana prossima, nel weekend tra il 24 e 25 febbraio, ci sarà la 21ª giornata, la sesta di ritorno di questa Serie A New Energy, con l'Olimpia Verona che giocherà per la seconda volta consecutiva in casa sabato prossimo sempre alle 17, questa volta però al Pala GSM Heim contro la penultima in classifica, quindi sfida tra le disperate, tra l'ultima e la penultima, tra Olimpia Verona e Savia Testa Mantova. Invece sarà in diretta su Sky Sport il match del Pala Ferraro Pala Cosenza tra Piro Sisino Cosenza e Napoli Futsal domenica 25 febbraio alle 18:15. Rientrate sul parquello di due squadre, già mosso il pallone per entrare nel 7° minuto di questa ripresa sul lancio di Mazzoni che si perde lungo, irraggiungibile per Portinari. Da un secondo nel 7° minuto di gioco, 13:59. Una rimessa laterale in favore della squadra di Tuoto con Carlitos che batte all'indietro direttamente da Poti. Ha allargato la propria posizione del Ferraro lasciando i pali per favorire l'impostazione dal basso. La squadra calabrese guadagnare un uomo, diciamo, di movimento, come fosse un uomo di movimento. Bella la giocata di Pelesigno a far correre per Marchio, guadagna spazio ancora Marchio che controlla però male il pallone di ritorno del 18, dell'autore di una doppietta nel corso del primo tempo, per i gol numero 4 e 5 della sua stagione, secondo e terzo con la maglia rosso-blu del Piero Sisino Cosenza, mentre con quella rosso-blu della Fortitudo Pomezia aveva realizzato i primi 2 gol della propria stagione, il primo scorcio di stagione per lui che invece lo scorso anno aveva militato nell'Active Network, dove di gol invece ne aveva realizzati 17. Prova la sortita offensiva Pietro Portinari, fermato da Capitan Pari De Marchio, gli mette il pallone in fallo laterale proprio davanti alla panchina di Tuoto. Claro, Kaikelemes allarga verso Giannattasio che cerca di guadagnare spazio per azionare il proprio mancino, sempre pericoloso quando riesce ad azionarsi. Ancora Kaikelemes che allarga verso Wani Claro, ancora all'indietro verso Mazzoni che non può far altro che allontanare il pallone in una zona dove non ci sono compagni, non ci sono giocatori con la maglia giallo-blu. Carlitos verso Pari De Marchio, ancora Carlitos in anticipo netto su Chilelli. Claro, e poi il tocco con la mano del pivot, la maglia numero 9, classe 94, lo scorso anno 16 reti con la Lazio e sempre
con la maglia biancoceleste 10 gol in questa prima parte di stagione, per lui che ha militato in passato anche con le maglie di Aniene e Todis Lido di Ostia. La fuga di Portinari, molto bravo e altrettanto bravo e tempestivo ad uscire dai pali e a sbarrargli la strada Leonardo Del Ferraro. Rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona ancora con Portinari, Claro allargato sulla destra per Jorge Santos che cerca spazio, ancora lo spagnolo, c'è una trattenuta di Pelesigno ai danni di Giannattasio, a palla lontana, non viene sanzionato dagli arbitri. Jorge Santos, cerchio di centrocampo, sfrutta il blocco di Giannattasio, Jorge Santos, il gioco di gambe, ancora Jorge Santos con un'azione forse un po' troppo prolungata a livello personale, si è chiusa velocemente la difesa ospite con Carlitos poi che va a toccare il pallone, deve allacciarsi la scarpa Pelesigno e dunque si deve aspettare un attimo prima che il gioco possa riprendere. E ora sì, si può ripartire con Jorge Santos che ha toccato per Claro. Nuovo possesso palla dunque per l'Olimpia Verona che ha 12 minuti e 10 secondi a disposizione per rientrare nel match e riagguantare la gara. Ancora la vede sotto per 3-1. Jorge Santos, William Roccia allarga sulla destra per Portinari. E ancora il classe 2003 che rischia moltissimo in questo tentativo di dribbling su Pelesigno che gli ha toccato il pallone che poi è però carambolato dalle parti di Mazzoni, ancora in zona pericolosa Jorge Santos, bella giocata finta di corpo su Carlitos, guadagna spazio il 16 giallo-blu che poi non è l'ultimo a toccare è stato Chinelli che appunto dicevamo è uno dei 4 nuovi arrivati nella sessione di mercato tra dicembre 23 e gennaio 24 nella società del presidente Eugenio Piro. Ci prova poi William Roccia con un tentativo facilmente bloccato da Del Ferraro. Attenzione al tentativo con la giocata da parte di Chinelli che tocca verso Pelesigno ed è 4-1, tripletta del numero 18, più 3 ora per la squadra di Leo Tuoto. Veloce ripartenza, veloce contrattacco da parte del Pirossigeno Cosenza, praticamente in 3 contro 1, in 3 contro Alessandro Mazzoni. Facile il tocco in porta da parte di Pelesigno Mazzoleni sull'assist illuminante e decisivo in cui si è fatto più di metà del gol da parte di Tiziano Chinelli. Ottimo assist del classe 94 e dunque 4-1 ora per una Pirossigeno Cosenza che può dilagare. Non c'è killer instinct per Filippino. Attenzione che riparte Jorge Santos ha recuperato Filippino e poi con l'aiuto di Del Ferraro va a disinnescare il tentativo del 16 giallo-blu. Olimpia Verona che non sfrutta nemmeno questa occasione per rientrare nel match che ora le sta sfuggendo sempre più inesorabilmente di mano. Ora è -3 per la squadra di Luca Castagna. Ora dunque è sempre più vicina alla sconfitta numero 19 su 20 partite stagionali. La giocata poi ora di Bavaresco che duetta con Filippino, cerca di andare sul secondo palo da Chinelli, servendolo però fuori misura con un pallone che era forse più sulla corsa, con Chinelli che lo aspettava invece fermo sui propri passi. E dunque sfuma questa azione interessante per la Pirossigeno Cosenza che ora nelle ultime azioni offensive ha avuto anche la palla in 2 diverse occasioni la palla del 5-1. William Roccia, Olimpia Verona che non deve sfiduciarsi, è entrato sul parquet per la prima volta in questo pomeriggio. Alle palle alle grazie anche Emanuele Fiore, ci prova nuovamente Jacopo Ugas che sembra quello che ci crede di più tra le file giallo-blu, che impegna nuovamente Leonardo Del Ferraro che gli mette il pallone in corner che andrà a battere William Roccia che mette dentro a metà strada un pallone irraggiungibile sia da Fiore che da Juan Ignacio Claro, i 2 nuovi arrivi a gennaio, una doppia operazione in entrata, Juan Ignacio Claro e Emanuele Fiore. È entrato dunque anche il numero 3 giallo-blu, laterale classe 2002
nativo proprio di Cosenza, quindi per lui una specie di derby, anche se non ha mai giocato con la maglia del Pirossigeno, è cresciuto e ha giocato solamente con il Casali del Manco, formazione calabrese di Serie B. Nel frattempo c'è un fallo di William Roccia ai danni di Felipigno. Mi sembra che Iannuzzi stia aspettando, ed è proprio così, ha aspettato che il capitano gialloblu si rialzasse per estrarre, per mostrargli il cartellino giallo. È il secondo cartellino giallo di questa gara, uno per tempo, uno per squadra. Nel primo tempo era stato ammonito Pelesigno, autentico mattatore della gara con 3 reti, in cui praticamente ha raddoppiato il proprio bottino personale in questa stagione. Appunto aveva segnato 3 reti finora, una con la maglia del Pirossigeno Cosenza, 2 con la Fortitudo Pomezia, e dunque con la tripletta odierna è andato a raddoppiare il proprio bottino e si è portato a quota 6, mentre invece Poti con la rete del momentaneo 3-1 aveva realizzato la seconda stagionale. Per Ugas invece dell'Olimpia Verona si è trattato del quinto gol stagionale. Calcio di punizione dunque in favore del Pirossigeno Cosenza, con Titon e Poti sul pallone. Si allontana il 4, resta il 91 che allarga, meglio, va all'indietro da Carlitos, che ci prova col mancino di prima intenzione. Ha capito tutto e ha respinto William Roccia, che appunto è stato appena ammonito da Iannuzzi, mentre in occasione del primo cartellino giallo nel corso del primo tempo appunto a Pelesigno il giallo l'aveva estratto Stefania Candria della sezione di Termo, secondo arbitro oggi. Al crono c'è invece Andrea Saggesi di Rovereto, ha cercato il pallone dentro a Potti verso Carlitos, ha anticipato in uscita le intenzioni dei due avanti rossoblù. Mazzoni va ora con caparbietà e anche un po' di malizia e di astuzia a prendersi il fallo Jacopo Ugas, con un tentativo personale, individuale, di spezzare il raddoppio dei giocatori rossoblù. 9 minuti e 29 secondi, siamo entrati da 31 secondi nella seconda metà del secondo tempo e dunque nell'ultimo quarto di gara qui al Pala Le Grazie. Sempre 4-1 per la Pirossigeno Cosenza di Leo Tuoto. Calcio di punizione di cui andrà a incaricarsi Kaikelemes Florentino. Lunga ricorsa del 76 che parte, destro molto potente ma anche impreciso, che va ad alzarsi, ad impennarsi e a sorvolare la traversa della porta difesa da Leonardo Del Ferraro. E dunque il portiere classe 94, ex tra le altre Carli Sport Cogianco, Olympus Roma, Lazio, a far ripartire l'azione dei propri compagni. Attenzione a Felipigno che rischia moltissimo, gli tocca il pallone Ugas ma va poi a bloccarlo senza grandi problemi Del Ferraro. Dall'altra parte calcio d'angolo in favore della Pirossigeno per l'intervento di testa uscendo dalla propria area di porta di Mazzoni ad anticipare Titon. Bella la giocata di Carlitos che si accentra verso Felipigno che si gira e, complice anche una deviazione al tramonto dell'11° minuto, va a firmare il 5-1 di Laga la Pirossigeno Cosenza, con un punteggio che in questo momento è lo stesso dell'andata dello scorso 31 ottobre al Pala Ferraro. 5-1 per la Pirossigeno. Tutto troppo facile la giocata di Carlitos a seminare il diretto avversario, a cedere poi centralmente a Felipigno che si gira, aziona il piede preferito, aziona il mancino e supera per la quinta volta in questa gara Mazzoni. Quindi dopo la tripletta di Pelesigno e la rete di Potti anche la gioia personale, il sigillo forse a questa gara da parte di Felipe Mateus da Silva Santos. Felipigno, il pallone lungo cercato per un compagno da parte di Kaikelemes, che termina però nella zona in cui c'è solo Del Ferraro, che ha già fatto ripartire l'azione dei compagni con Marchio. Ora Titon che si accentra, cerca spazio per andare alla battuta rete, preferisce poi tornare da Carlitos. Felipigno, ancora Carlitos, tornano a duettare i due con una intesa vincente. Zona Carlitos, grande giocata, Carlitos, palo a porta praticamente libera, bellissima giocata. Ora gioca sul velluto in totale scioltezza la Pirossigeno Cosenza, ormai sempre più sfiduciata. L'Olimpia Verona può dilagare la squadra di Tuoto, con Fiore che però ha capito tutto e ha servito Ugas ancora, Ugas che va poi in scivolata, si
scontrano poi Carlitos e Ugas. Urla di dolore per entrambi restano a terra, entrano i sanitari delle due squadre e quindi gioco fermo a 8 minuti e 1 secondo dal termine, con appunto la Pirossigeno Cosenza che ha dilagato negli ultimi minuti e si è portata appunto sul 5-1. Ci aveva creduto l'Olimpia Verona tra il finire del primo tempo con la rete al 19esimo di Ugas per il momentaneo 1-2 e l'inizio della ripresa. Poi le reti di Potti, Pelesigno, tripletta personale, e Felippigno hanno portato la squadra di Tuoto sul +4, sul 5-1. Luca Castagna che negli ultimi minuti sta dando spazio sempre più anche all'altro nuovo acquisto di gennaio, Emanuele Fiore, classe 2002, appunto nativo di Cosenza, per una specie di derby, anche se non si tratta di un ex di turno. Andiamo a dare uno sguardo anche alle altre gare di questa giornata. Appunto abbiamo detto che il quadro della 20ª giornata, la quinta di ritorno della Serie A New Energy, si è aperto ieri con Italservice Pesaro e Meta Catania che hanno pareggiato 5-5, Italservice che raggiunge dunque quota 30 e Meta Catania 34. Nella giornata odierna invece la vittoria 7-4 della capolista Olympus Roma sullo Sporting Sala Consilina, l'8-5 esterno dell'Eco City Genzano contro il Savia Testa Mantova, prossimo avversario dell'Olimpia Verona sabato prossimo, 8-3 dell'Active Network sul Ciampino Futsal. E poi oltre a Olimpia Verona Pirossigeno Cosenza ci sono anche Came Treviso L84, Feldi Eboli Fortitudo Pomezia, e a chiudere alle 20:30, così come Feldi Eboli Fortitudo Pomezia, il derby campano tra Napoli Futsal, Alessandro Abate Avellino. Torniamo in cronaca perché ci sono gli ultimi 7 minuti e 32 secondi da raccontare. Si sono ripresi senza problemi sia Carlitos che Jacopo Ugas. Jorge Santos ci prova l'Olimpia Verona a chiudere a testa alta, chiudere con orgoglio, nonostante arriverà con tutta probabilità, a meno di grandi stravolgimenti finali, arriverà la 19ª sconfitta in 20 gare e verrà dunque per l'ennesima volta rinviato l'appuntamento con la prima vittoria in Serie A. Finora si è potuto celebrare solo il primo punto in Serie A, ottenuto lo scorso 23 dicembre su questo stesso parquet, la gara pareggiata appunto 2-2 contro la Came Treviso. 7 minuti esatti al termine con il tentativo in surplus da parte di Titon che si accentra, scaglia con potenza il destro verso la porta di Mazzoni, ha respinto Kajke Lemes. Nuovo possesso per la Pirossigeno con Carlitos all'indietro da Potti che cerca lungo in profondità di premiare lo scatto di Titon, palla troppo lunga raccolta da Mazzoni. Portinari Portuga ancora verso Portinari, ha capito tutto Titon che cerca poi di accentrarsi, ancora Titon fermato forse fallosamente da Portuga, si allunga poi il pallone l'ex Savia Testa Mantova Olimpia Verona la scorsa stagione, ma anche tra le altre Caos, CDM Genova e Real Rieti. Del Ferraro esce dai propri pali e poi c'è una bella azione da parte della Pirossigeno Cosenza, va a controllare, a coordinarsi per la battuta verso la porta di Mazzoni pari De Marchio, che poi però viene fermato dallo stesso estremo difensore giallo-blu che dunque va ad evitare il 6-1. Rimessa laterale in zona offensiva dal lato destro del fronte offensivo del Pirossigeno Cosenza, la grande traversa piena colta da Titon che aveva calciato benissimo di prima intenzione dopo aver ricevuto direttamente dalla rimessa laterale da Potti, quindi traversa per il Pirossigeno Cosenza che va dunque vicino al 6-1. Nuova fuga sulla banda, questa volta di sinistra da parte di Titon che cerca poi all'interno dell'area, nel cuore dell'area di porta Marchio, ancora Marchio che questa volta si gira sul destro, calcia ma non trova la porta, raccoglie dunque Mazzoni che poi aziona Kajke Lemes. 5 minuti e 52 secondi, una partita che ormai ha ben poco da raccontare, ha detto ormai tutto con
L'Olimpia Verona avviata alla 19ª sconfitta in 20 incontri stagionali. Piero Ossigeno Cosenza invece sempre più vicina alla 6ª vittoria stagionale, che poi a fronte di altri 3 pareggi e 11 sconfitte proietteranno la squadra di Tuoto a quota 21 punti. Dicevamo di un Olimpia Verona che settimana prossima ospiterà la penultima in classifica, Salve a Testa Mantova, società praticamente amica di quella del presidente Donà. Mentre si prova anche Del Ferraro direttamente dal cerchio di centrocampo, un tiro che però esce non molto lontano dalla porta di difesa da Mazzoni, che però sembrava in completo controllo. Jorge Santos cerca il gioco di gambe, un elastico addirittura, ha capito tutto, non si è fatto assolutamente ingannare Pagliuso, Mario Fabiano Pagliuso, classe 98, costano 13 reti per lui da Piero Ossigeno Cosenza, nella stagione della promozione dopo i playoff. Era arrivata direttamente con il primo posto della regular season, quella dell'Olimpia Verona, al primo anno con il nuovo dopo la fusione con l'Olimpia Ponte Creca, una società del calcio a 11 di seconda categoria, in testa alla classifica del proprio campionato dilettantistico. Portinari, Jorge Santos, ultimi 4 minuti e 52 secondi, Olimpia Verona che proverà quantomeno a rendere meno pesante il passivo, meno amaro la 19ª sconfitta in 20 partite stagionali. Ancora Pagliuso, ora però contro break da parte del Piero Ossigeno Cosenza. Pagliuso cerca di allargare sulla sinistra verso il neoentrato Adornato, Alessio Adornato, laterale 2002, ai primi minuti sul parquet del suo pomeriggio, sul parquet del Palla Le Grazie, per lui che comunque in stagione ha già realizzato un paio di reti. Potrà cercare la terza in questo ultimo scorcio di gara, in questo finale al Palla Le Grazie. È proprio Adornato che calcia col mancino in diagonale, trovando la respinta di Portinari, e dunque nuovamente rimessa con i piedi per Potti, che serve marchio. Nuovamente il 4, ora dal 3 da Adornato, controlla, preferisce andare direttamente Del Ferraro per evitare la morsa della pressione alta di Kaikelemes, e poi il lancio di Del Ferraro che non trova pari de marchio, pallone che sfila sul fondo dalla parte opposta. Portinari all'indietro da Ugas, anche oggi il migliore della formazione di Luca Castagna. Juan Ignacio Claro all'indietro, anzi no, gioca nuovamente sulla destra Ugas. Ultimi scorci di gara, ancora la fuga di Ugas centralmente. Ugas straordinario quando parte, palla al piede, incontenibile, e conferma sempre di più la mia dichiarazione, la mia certezza ormai, che si tratta del miglior giocatore delle ultime settimane per l'Olimpia Verona, premiato meritatamente almeno a livello personale con la rete che era valso l'1-2 alla squadra di Luca Castagna, anche se conta molto poco a livello di squadra, che è quello poi che conta di più in questo sport. Non ha evitato l'ennesima sconfitta della formazione gialloblu. Ha perso palla la Piero Ossigeno Cosenza con un passaggio di Potti difficile da controllare per Adornato. Nuovo possesso dunque per l'Olimpia Verona con Jacopo Ugas, che in presenza aveva davvero portato palla alla grande e superato 3 diversi avversari. Attenzione al tentativo poi di Kaikelemes, fermato da Del Ferraro, non è riuscito poi a raggiungere il rimbalzo Claro. Ancora Ugas, davvero incontenibile quando parte palla al piede. In 3 prima hanno dovuto praticamente lasciargli strada. È riuscito a spezzare un raddoppio e a superare anche un altro avversario, poi però in scivolata non è riuscito a concludere in porta. Fiore che allarga verso Kaikelemes, ancora verso il numero 3, duello tra i due numeri 3, lo vince Adornato che è in anticipo e protegge il rinvio dal fondo, protegge
del rinvio del proprio portiere Leonardo Del Ferraro, comunque in diverse occasioni chiamato in causa dagli attaccanti giallo-blu, sempre presente a parte in occasione del gol dell'1-2 firmato proprio da Jacopo Ugas, giocatore in possesso in questo momento, ha ceduto all'indietro da Kajke Lemes, che va poi a fermarsi perché c'è stato il fischio e il cartellino giallo estratto da Iannuzzi all'indirizzo di Alessio Adornato, che ha trattenuto troppo a lungo Jacopo Ugas, e dunque il terzo cartellino giallo della gara per Alessio Adornato, classe 2002, uno dei nuovi acquisti estivi della società del presidente Eugenio Piro, arrivato dalla Cormar Reggio Calabria. Assieme a lui arrivarono Giuseppe Labate dalla Futura e Nilmar e Giuseppe Fanelli, e Adornato è l'unico acquisto estivo che è ancora in rossoblu, perché gli altri tre, sia Labate che Nilmar che Fanelli, sono già andati via, hanno già lasciato la società calabrese, approdando ad altre squadre, approdando a nuovi lidi nella sessione di mercato tra dicembre e gennaio, dove invece poi la Pirosigeno Cosenza ha acquistato Chilelli, Scalambretti dalla Lazio, Pelesigno dalla Fortitudo Pomezia e Titon dallo Sporting Paris. Kajke Lemes, 1 minuto e 50 secondi, ultimi 110 secondi di gara, con Kajke Lemes che controlla il pallone servitogli da Juan Ignacio Claro, ad allargare poi da Emanuele Fiore, che gestisce nuovamente il pallone con calma. 100 secondi al termine, con Emanuele Fiore che va direttamente da Mazzoni, lancio lungo verso Ugas, che disturbato anche da Del Ferraro non riesce a raggiungere il pallone, che comunque sembrava già di per sé irraggiungibile. Come sempre nel corso del minuto 19 di questa ripresa, una gara ormai che sta procedendo placidamente verso la sirena finale, con il Pirosigeno Cosenza ormai in completo controllo della gara, una gara che si concluderà, se non arriveranno altre reti, con lo stesso punteggio della gara d'andata dello scorso 31 ottobre al Palaferraro Pala Cosenza di Cosenza, 5-1. Quel giorno segnarono 2 volte Petri, oggi assente, 2 volte Felippigno e 1 volta Bavaresco, con l'inutile rete giallo-blu firmata da Lucayan. Oggi appunto 3 volte Pelesigno, 1 volta Potti e 1 Filippigno, che quindi è l'unico ad aver realizzato sia l'andata che il ritorno in questa sfida. Inutile anche oggi per l'Olimpia Verona la rete di Ugas. Carlitos, Adornato, allarga sulla sinistra per Potti, lungo la banda di sinistra per Chilelli, che cerca di girarsi, manca completamente l'impatto col pallone, che quindi scorre senza alcuna deviazione sul fondo. Recupera palla velocemente la squadra di Tuoto, con il sinistro di Carlitos respinto da Mazzoni, e poi il controllo fallito da parte di Potti sul servizio di Chilelli. Rientra Felippigno per questi ultimi 52 secondi, lascia il posto proprio il 4 Potti, quindi si avvicendano in panchina gli autori del 3-1 e del 5-1 la squadra di Leo Tuoto. Carlitos allarga per Del Ferraro, che esce dalla propria area di porta, guadagna qualche metro, gioca in banda da Felippigno, che cerca centralmente Adornato, che deve sterzare velocemente per non essere colto in controtempo dalla traiettoria del pallone. Attenzione che può ripartire l'Olimpia Verona, c'è forse un fallo di Chilelli sull'altro 9 su Juan Ignacio Claro, che guadagna comunque, resta comunque in piedi e tiene il possesso del pallone. Ancora Ugas, gioco di gambe su Adornato, che comunque non molla, gli respinge il pallone con l'aiuto anche di Carlitos. L'ultimo tocco tra l'altro sul rimpallo, sulla carambola, è proprio di Jacopo Ugas. Rimessa laterale dunque in favore della Pirosigeno Cosenza, con Stefania Candria di Teramo che va ad assegnare poi il fallo cumulativo per appunto l'irregolarità, lo sgambetto in precedenza di Chilelli su Claro. E dunque scusate.
secondi, scusate, ma negli ultimi secondi di gara sono stato completamente abbandonato dalla voce, scusatemi per l'inconveniente. È suonata la sirena qui al Pala Le Grazie con la vittoria dunque del Pirossigeno Cosenza per 5-1 sull'Olimpia Verona. Pirossigeno Cosenza che dunque conquista la sesta vittoria stagionale, sale a quota 21 punti in classifica, avvicinando dunque momentaneamente la zona che vale la salvezza diretta. 19 sconfitte ora in stagione invece su 20 uscite totali per l'Olimpia Verona, che dunque resta ferma mestamente a quota 1 punto. Ricordiamo le reti per la Pirossigeno Cosenza, la tripletta di Pelesigno e i sigilli poi di Potti e Filippigno. Inutile la rete per l'Olimpia Verona realizzata per il momentaneo 1-2 che aveva ridato un po' di speranza alla squadra di Castagna da Jacopo Ugas. E dunque io ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Luca Boldrin e Enrico Masiero per le riprese. Vi ringrazio e vi saluto. A risentirci per i prossimi appuntamenti di Calcio 5 su Futsal TV da Giacomo Mozza.